quello dei miei figli, costretti a vedere, a vivere questo tipo di violenza che io subivo e che di conseguenza subivano loro. Maria, ma il nome di fantasia, ha subito violenze dalla nascita del suo primo bambino per 15 anni, finché si è rivolta a Telefono Rosa, riuscendo ad affrontare il divorzio e le conseguenti brutalità. Ha preso una sua camicia, l'ha arrotolata e ha cominciato a picchiarmi con questa camicia e mentre mi picchiava mi diceva voglio vedere come andrai a denunciare questa cosa perché non ti rimarranno segni. E Maria sarebbe passata per la solita mitomane, ma lei alla fine ne è uscita. Sono invece ancora invischiati nel disagio e nella depressione i suoi figli, oggi di 20 e 16 anni. Io ho potuto separarmi da mio marito e i figli non possono separarsi dai genitori. È una viva testimonianza di violenza condivisa, oggetto del convegno tenutosi nella sede trevigiana di Telefono Azzurro. Bambini testimoni di violenza perpetrata nei confronti delle proprie mamme. Oggi le donne del Veneto, ma anche i loro figli, possono contare su 10 centri antiviolenza, 7 case rifugio, 5 case rifugio di secondo livello. Abbiamo sempre trattato i temi in maniera separata, da una parte la violenza domestica e poi altre competenze che si occupano di bambini. Noi oggi qui a Treviso per la prima volta li abbiamo messi insieme. E cambia il volto di chi oggi chiama Telefono Rosa, i cui contatti sono in costante aumento. La cosa nuova è che si tratta di donne molto giovani che si affidano a Telefono Rosa e che più del 50% ha figli minori.